Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con Ore 13. Quest'oggi parleremo di agroalimentare e di qualità. Il chilometro zero è garanzia di qualità, il titolo della puntata di oggi. Qui con noi per approfondire l'argomento Paolo Quaggio, presidente della CIA di Venezia. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Filippo Lovato, imprenditore, titolare della Lova Agricola Latteria Lovato di Ancade. Grazie anche a lei di essere qui con noi. Ci dovrebbe raggiungere tra pochissimo anche Walter Rigobon, presidente della Diconsum del Veneto. Allora cominciamo subito con Quaggio. Agroalimentare, si parla tantissimo nell'ultimo periodo di chilometro zero, con la diffusione anche di molti punti vendita, di aziende agricole. È davvero sinonimo di qualità il chilometro zero? Beh, in generale sì, nel senso che poi se all'interno c'è la persona disonesta, c'è in agricoltura come c'è in qualsiasi altro campo. Però così come è strutturato in Italia, ma in particolare nelle nostre zone venete, io credo che ci sia proprio la garanzia che il prodotto che viene somministrato, che viene venduto, sia un prodotto di qualità, anche perché lo vende direttamente l'agricoltore, lo vende direttamente chi lo trasforma, perché abbiamo anche molte aziende che trasformano il proprio prodotto, per cui c'è l'impegno personale a garantire il prodotto che si vende. Penso sia anche per questo che questo tipo di vendita si sia diffusa in maniera abbastanza notevole negli ultimi anni. Insomma. E sia anche proprio forse una delle cose più richieste dal consumatore sempre più attento alla qualità di quello che porta sulla propria tavola, no? Per cui anche nell'orientamento delle scelte degli acquisti si cerca di preferire ovviamente quelli che sono i prodotti di qualità, se poi sono del territorio meglio ancora. Sicuramente a livello generale la produzione italiana agricola in generale è una produzione sicuramente di qualità. Abbiamo moltissimi marchi europei, siamo il paese che ha più marchi europei in Europa, quindi abbiamo più di 200 che garantiscono alcuni prodotti legati proprio al territorio, quindi molto territoriali. Questo indica proprio che la capacità produttiva e qualitativa del produttore italiano è sicuramente elevata. Questo è anche garanzia per chi viene ad acquistare. Il fatto appunto che comunque ci sia un incremento, molti comuni chiedono di istituire un mercato contadino piuttosto che dei centri di vendita particolari, indica proprio che c'è la richiesta da parte del consumatore in generale. Sta a noi agricoltori garantire la qualità di quello che produciamo. Certo, perché si sta anche sempre di più modificando quella che è l'attenzione delle persone nella scelta degli acquisti. Se magari fino a qualche tempo fa si tendeva a guardare soprattutto al prezzo, in maniera particolare per quanto riguarda la grande distribuzione, ora un po' in tutti i settori dell'agroalimentare c'è grande attenzione alla qualità, alla salute del prodotto. Filippo Lovato parlava appunto poco fa di Quaggio, anche di trasformazione, quindi non solo di produzione ma anche di trasformazione. Voi nella vostra azienda vi occupate di trasformazione. Come funziona, diciamo, la filiera? Nel vostro caso specifico il settore è quello lattiero-caseario, quindi la materia prima, il latte, da dove arriva? Beh, sono proprio 50 anni quest'anno che la nostra azienda si approvvigiona dal latte di filiera. Cosa vuol dire? Che nelle zone qua attorno ci sono ancora qualche stalla, ogni mattina arriva il nostro mezzo, carica il latte, lo porta in caseificio, facciamo i controlli di antibiotici, di acidità, di temperatura e cominciamo a lavorarlo. Questo, ripeto, sono 50 anni quest'anno, quindi la nostra filosofia non cambierà neanche il prossimo anno, perché è una situazione un po' particolare, nel senso che il mercato non sempre privilegia questo. Succede che il consumatore spesso guarda il prezzo, e il prezzo non può essere basso se il prodotto è di filiera, il discorso si collegava prima. La qualità è indubbia, perché tutti i caseifici che fanno prodotto di filiera hanno un certo riscontro.
Ecco, spieghiamo ai nostri telespettatori, magari non tutti lo sanno, che cosa vuol dire prodotto di filiera? Il prodotto di filiera, in sostanza, in parole molto semplici, è il prodotto che tu ricevi dal produttore, in questo caso specifico dal contadino, che te lo dà a distanza di pochi chilometri, quindi non sarà un latte che sicuramente non verrà comprato o acquisito all'estero, lo porti a casa entro poche ore e entro in poche ore lo lavori. Quindi questo è veramente una cosa importante, specialmente se il prodotto è deperibile. Come il latte nel caso Come il specifico vostro, ma vale anche per la verdura, per la frutta, no? Sicuramente per tutti gli ortaggi, diciamo, in generale, ma c'è questo accorgimento perché normalmente nelle varie filiere c'è una filiera che è prettamente commerciale in cui il prodotto viene lavorato e confezionato e venduto così com'è, però per quello che riguarda invece poi filiera di trasformazione, ovvio che il prodotto di partenza, quindi la materia prima, deve avere intanto alcune caratteristiche, cioè non è che il signore prenda il latte, chiunque lo porti, fa i controlli, deve vedere se i parametri produttivi... Scusa, viene tutto registrato, certo. Giorno per giorno, oltre che controllato viene registrato, in modo che un domani, se abbiamo un controllo, abbiamo tutte le carte in regola, giustamente. La tracciabilità del prodotto e anche della lavorazione. Principalmente per rispetto del consumatore. Quindi si sa esattamente, per esempio, che la casatella X è stata prodotta quel giorno con quel latte proveniente da quella stalla. Assolutamente. E poi come filiera, parte finale praticamente una volta fatto il prodotto, viene anche trasportato nel punto vendita del supermercato e anche lì c'è una bolla di consegna che fa riferimento al lotto. Da questo lotto si può risalire tutta la produzione che è successa nel primo giorno di produzione. Quindi c'è un controllo a tutti gli effetti che è importante per il consumatore, uno se ne rende conto da dove arriva il prodotto veramente. Ecco, questo è il famoso discorso della tracciabilità, no? Qua già una delle richieste che molto spesso i consumatori fanno, no? Di sapere da dove arriva il prodotto che lui si porta a casa e che poi mangerà. Per quanto riguarda l'ortofrutta, in che maniera, diciamo, noi possiamo capire da dove arriva questo prodotto, dove è stato comprato? Perché si parlava di mercato contadino prima, allora in quel caso ovviamente è evidente chi lo produce, anche colui che lo commercializza, ma nel negozio ancor più, diciamo nella grande distribuzione, come possiamo fare? Mi risponde tra un attimo perché abbiamo una telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei conduttrice e ai suoi ospiti. Buongiorno, chi parla? Io sono Michela e chiamo da Annone Veneto, nella Venezia orientale, e volevo porre due piccole domande provocatorie. In questi giorni di Pasqua, Pasquetta eccetera, ho sentito in supermercati di multinazionali, specialmente francesi, che vendevano il prosecco Valdobbiadene a 2,65 €. Ma non vi sembra umiliante anche da parte del viticoltore di Valdobbiadene che il suo grande prosecco sia venduto a 2,65 €, magari da una catena di supermercati francesi? E poi un'altra cosa, quando parliamo di ortofrutta gradevole eccetera eccetera, vi siete mai chiesti se non sarebbe ora di smetterla anche nel tracciare interminabili nastri di asfalto e catrame inutile dove c'è un grande inquinamento che poi o logicamente va a finire nei campi, negli orti e quant'altro, e poi noi ci dobbiamo mangiare quello che qualcuno fa crescere. Grazie. Ecco, grazie signora per il suo intervento. Salutiamo intanto Walter Rigobon che ci ha raggiunto qui in studio, presidente della Diconsum del Veneto. Buona giornata anche a lei, grazie per aver... Grazie, mi scuso anche per il ritardo, ma insomma... Sono restato un po' solo in ufficio, nel senso che c'è l'influenza che ha falcidiato un po' la gente, quindi avevo un po' di scadenze, quindi ho dovuto... Ecco, noi intanto abbiamo cominciato parlando di qualità dell'agroalimentare. Allora, Quaggio, la signora che ha telefonato pone due problemi. Uno, no, quello del prosecco low cost può valere per il prosecco, ma anche
per altri Mi domando prodotti. che qualità sia un prosecco, devo essere sincero, cioè nel senso che per carità il prosecco è un vino, non è l'Amarone, tanto per citare un vino diverso che ha costi così elevati. Però diciamo che a 2,50 € ne costa 1 euro tra bottiglia, tappo e etichetta, insomma mi domando che vino ci sia dentro, per cui io mi rivolgo in questo caso ai consumatori. Secondo me ci vuole anche un po' di, diciamo, di consapevolezza nel guardare i prodotti che si hanno mai nei supermercati o nei negozi, nel senso che è ovvio che un prezzo troppo basso secondo me è indice di scarsa qualità. È un discorso molto generale, però normalmente è un discorso che è giusto, cioè nel senso che la qualità, io vedo le mie aziende, la qualità, se vuoi fare un prodotto di qualità, anche un prodotto senza lavorazione, un prodotto ortofrutticolo, i costi ci sono, per cui andare sotto certi prezzi vuol dire proprio che probabilmente questo vino è stato fatto forse anche con l'uva, ecco, mi viene in mente questo. Ecco, Enrico Bonna, allora è realmente così, cioè i prezzi troppo bassi che magari troviamo nella grande distribuzione debbono in qualche maniera far accendere un campanello d'allarme nel consumatore, o spesso magari ci sono anche delle politiche di marketing particolarmente aggressive di alcune catene che riescono a contenere i prezzi? Secondo me sono vere entrambe le cose che lei ha affermato ora. La prima, io penso all'olio d'oliva che costa quanto una bottiglia di prosecco, a 2 euro, quindi è chiaro che una tipologia di politica dei prezzi fatta in questo modo deve porre come dire, in allerta il consumatore, che troppo spesso, ma per ragioni economiche, è costretto a guardare il prezzo piuttosto che alla qualità, e quindi acquista quello che ritiene il prezzo più vantaggioso, quindi la qualità passa in terzo ordine, nemmeno più in secondo ordine. E quindi il punto è quello della informazione. Fare informazione in questo paese è abbastanza difficile, nelle associazioni nostre, nelle associazioni di rappresentanza come quella degli agricoltori, sono nella condizione di fare una adeguata informazione, ma questo vale, come dire, in termini molto generali. Viceversa, bisognerebbe cominciare a investire nella informazione in modo che il consumatore impari a quel minimo di autotutela che oggi non c'è e non ha, ed è, come dire, soggetto vulnerabile alla mercé di chiunque sia, perché è vero, un litro di prosecco sfuso può costare 2 euro, sfuso, che è un'altra roba, che poi non si capisce bene mai se sia un DOCG, se sia un millesimato, quindi un dry rispetto a un'altra tipologia di prosecco non è facilmente individuabile. Gli agricoltori e chi fa questo mestiere non dà le informazioni che servono, mettono nell'etichetta un sacco di cose che vengono bellamente ignorate, perché sono, come dire, distante dalla quotidianità delle persone, e quindi si è scritto prosecco, lo si prende, punto e basta. Quanto costa? 2 euro, benissimo, quello va bene per definizione. Quindi questo è il punto, bisogna cambiare il paradigma, che il prezzo sia svincolato dalla qualità, è viceversa. E quindi questa è la fatica che noi facciamo tutti i giorni. Poi ho portato anche a loro una pubblicazione che abbiamo fatto sulla storia del radicchio rosso di Treviso, altro prodotto di grande qualità, molto spesso però imbiancato furbescamente con additivi poco utili, come dire, alla salute dei consumatori, e anche qua manca l'informazione, quindi noi cerchiamo di farla, ma è un'informazione che è limitata alle questioni, come dire, essenziali, insomma, no? L'etichettatura non basta più, quelli che sono gli strumenti per potersi orientare nel mercato e far sì che sia in grado di fare delle scelte che siano consapevoli. Strumenti anche elementari,
L'etichetta, noi abbiamo fatto un'indagine, viene letta dal 93% delle persone, tutta, il 93% non la legge tutta, legge solo un elemento, qual è la scadenza, punto. Dopodiché il resto diventa un optional per gli amanti come dire, del sofisma, è un'etichettatura pianesiana, non è un'etichettatura di legge, eccetera. Mi permette un po' di dissentire, ma vedo che c'è molta più attenzione adesso rispetto al passato da parte dei consumatori, da parte di chi va a fare la spesa, insomma mi pare che diciamo, la coscienza sia molto aumentata. Ma io, guardi, credo sia testimoniato anche dal grande aumento, per esempio, delle vendite dei prodotti biologici piuttosto che di altro. Però ne parliamo tra pochissimo. La regia chiama la pubblicità, linea quindi alla regia. Ci vediamo tra pochissimo per parlare di qualità del settore agroalimentare. DOP Soligo. L'etichettatura, dare informazioni sul prodotto. Ore 13, rieccoci in diretta, stiamo parlando di sicurezza e di qualità nel settore agroalimentare. Ci siamo lasciati prima della pubblicità parlando appunto della etichettatura dei prodotti, se vengono o meno lette le etichette da parte dei consumatori e se effettivamente siamo in grado di leggere un'etichetta. Quaggio, com'è la situazione? Perché ci sono anche dei contenziosi tra il nostro paese e l'Europa, per esempio, proprio in tema di etichettatura dei prodotti agroalimentari. Io credo che l'etichettatura sia indispensabile, sia fondamentale per garantire un certo tipo di prodotto. Bisogna intenderci però su cosa vuol dire etichettare, perché se sull'etichetta io metto solo le chilocalorie e quant'altro senza dare informazioni, non so, sull'origine del prodotto, se è italiano, se non è italiano, se è europeo, se non è europeo. Sembrano banalità, ma è molto importante. Si vende molto made in Italy in Italia, ma che di fatto di prodotto italiano all'interno, parlo di prodotto materia prima, ce n'è, se va bene, il 50%. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che dietro al paravento del made in Italy spesso si nasconde, non dico una truffa, perché di fatto non è una truffa, perché la legge europea permette queste cose, però si manifesta, diciamo, una informazione che non è completamente esatta. Allora parliamo di prodotti italiani. La salsa di pomodoro fatta in Italia il pomodoro dalla Cina, diciamo, che però viene trasformato in Italia, parte come prodotto italiano. La salsa di pomodoro diventa italiana. Macinate nel frantoio italiano, ma in realtà non mi sembra serio, per cui l'etichettatura in questo caso dovrebbe proprio distinguere queste cose, però bisognerebbe anche informare il consumatore in generale sul senso che ha l'etichetta, cioè l'etichetta deve avere il valore o la capacità di valorizzare il prodotto a cui è applicata e il consumatore deve avere la capacità di, leggendo l'etichetta, di capire se compra un prodotto di qualità oppure no. Ovvio che poi, parlavamo prima del prezzo, l'olio a 2 euro, a 3 euro, quando un olio buono ne vale almeno 10 al litro, a 2 euro mi fa pensare che sia olio. Per cui sicuramente un'informazione sulla etichettatura dei prodotti, ma proprio sul come leggere l'etichetta, secondo me è fondamentale. Ecco, Lovato, voi appunto producete prodotti lattiero-caseari, anche in questo caso insomma l'etichettatura dei vostri prodotti, abbiamo parlato prima della filiera del latte, è fondamentale. Noi specifichiamo assolutamente la zona che è la nostra. Noi nella nostra storia un goccio di latte di importazione non l'abbiamo mai preso. Quindi sono 50 anni che usiamo latte di filiera e lo scriviamo la zona di Treviso, la zona del Veneto. C'è il consumatore che secondo me sarà sempre più attento a questa informazione, ma anche perché ci tiene, se uno ha una famiglia, per i figli cosa mangiano, perché sappiamo che facilmente da cosa mangi, facilmente puoi stare più o meno bene. Di conseguenza ci vuole un rapporto di fiducia fra produttore e consumatore, ma deve essere un rapporto vero. Purtroppo nel mercato, come dicevano i signori prima, influisce molto il prezzo. Quando influisce molto il prezzo, il prodotto non sempre è di filiera, anzi fa fatica a esserlo. Non per niente in Italia
abbiamo un'importazione giornaliera di 50% del latte circa giornaliero. Cosa vuol dire? Che siamo fra i principali importatori di latte nel mondo. Questa è una notizia veramente importante, è un dato veramente importante perché rispecchia la realtà. La realtà è che ancora non è sufficiente l'informazione, come diceva il signore prima, per poter mangiare sano ci vuole anche l'informazione e sapere che metà del latte oggi non arriva dall'Italia ma arriva da altri paesi. Arrivano da altri paesi, può essere latte buono, sano assolutamente, ma può essere anche latte che non si sa neanche da dove arrivi, tipo paesi dell'est. Questo non per essere offensivo nei suoi confronti, ma perché in questi paesi qua abbiamo meno controlli alla fonte, all'origine. Di conseguenza la verità non si sa fino alla fine. Ecco, io viaggiando un po' per l'Europa mi sono anche resa conto di una cosa che mi ha fatto un po' specie, no? Per esempio compriamo il latte in Svizzera, parliamo del latte certo, perché era uscito questo, il latte per esempio in Svizzera piuttosto che in Austria o in Germania, in tutti o in Slovenia, in tutte le bottiglie è ben specificato, no? Solo latte sloveno, solo latte austriaco, solo latte svizzero, quindi è realmente così, cioè ogni paese alla fine ritiene che il proprio prodotto sia migliore. In Italia magari se arriva un latte straniero vade retro, chissà cosa c'è dentro. Non è tanto il discorso allora, che sia migliore o peggiore, ma che sia del proprio paese, che è un po' diverso. In Italia si produce molto latte per formaggio, quindi di una qualità sicuramente superiore, e i centinaia di tipi di formaggio che facciamo in Italia sono praticamente... il latte per dire un prodotto varrebbe per qualsiasi altro naturalmente. È l'esempio che può andare bene anche per qualsiasi altra cosa, parliamo anche, non so, di salumi piuttosto che di qualcos'altro o di vini, cioè nel senso che i prodotti che sono a marchio e che hanno una loro linea, diciamo, di produzione che è dalla produzione proprio della materia prima al confezionamento e alla vendita finale, il formaggio piuttosto che i prosciutti, piuttosto che i salami, ovvio che sono prodotti che sono di qualità, perché partono da prodotti, da materie prime di qualità, e quindi la filiera che attraversano è una filiera che mantiene nel tempo questa qualità, anzi tende sicuramente ad esaltarla. Purtroppo non tutto si svolge in questa maniera, molti come si può dire, si nascondono dietro a normative nazionali o europee che spesso danno adito a qualche pensiero un po' diverso e magari producono prodotti diversi. Cioè per fare un po' i furbetti, diciamo, come si dice. Quello purtroppo c'è sempre. I prodotti però a marchio nazionali, sono prodotti che sono sicuramente controllati e sono garantiti, sono sicuramente prodotti di altissima qualità. Il Canada, proprio l'anno scorso praticamente il trattato che è andato in porto, diciamo, e che sta adesso cominciando un po' a camminare col Canada sull'importazione da parte del Canada dei nostri prodotti, è stato il primo paese praticamente che ha riconosciuto i nostri marchi territoriali, mentre prima, ma anche adesso con gli altri paesi, viene riconosciuto solo il marchio industriale, per cui il nome dell'azienda piuttosto che il DOP, il formaggio DOP, IGP o quant'altro. Il fatto che riconoscano, che abbiano riconosciuto i marchi territoriali diventa fondamentale per l'agricoltura e per continuare a fare produzioni di qualità. Certo, abbiamo una telefonata, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Adriana. Buongiorno Adriana. Posso parlare di frutta? Quando vedo la frutta, tipo vedo delle mele, che sono lucide, sembra che ti abbiano messo la cera, dico con che cosa sono state spruzzate queste mele. Io di norma, di solito, quasi sempre, quando mangio frutta o verdura, prima di mangiarla, la metto a bagno e poi ci do una spruzzatina di bicarbonato, così, e la lascio là a bagno e dopo continuo e dopo la mangio. Non so se faccio bene, se faccio perdere qualità alla frutta, o non so neanche io, questo comunque, questa è la mia abitudine, grazie. Grazie signora. Allora chi vuole rispondere? Fa bene la signora
Ma sicuramente diciamo l'igiene di quello che si mangia, frutta o verdura, qualsiasi altra cosa, secondo me comunque diventa indispensabile, anche se per esempio per quello che riguarda i prodotti ortofrutticoli in Italia, il consumo nazionale negli ultimi 10 anni di prodotti antiparassitari è diminuito del 40%. E mentre 10 anni fa nei controlli che sono stati fatti, che in Italia sono molto numerosi e molto precisi, l'Italia diciamo vanta questo primato in Europa, che ha dei controlli sicuramente molto approfonditi e molto seri. Da 10-15 anni a sta parte, dal 5% di prodotto diciamo, fuori norma a livello di quantità di prodotti antiparassitari che c'erano nella frutta matura, rispetto adesso che siamo arrivati allo 0,05%. Quindi vuol dire che la quantità in percentuale di prodotti... Quindi c'è anche una maggior consapevolezza da parte dell'agricoltore nell'utilizzo di queste sostanze. È cambiato proprio il rapporto del produttore col prodotto che fa, ma anche appunto col consumatore finale, perché ovvio che questo è il tragitto, non si può produrre senza pensare che poi c'è qualcuno che andrà a consumarla. Va bene lavare comunque la frutta con un po' di bicarbonato oppure la verdura, su questo non ci piove, l'uso dei ovvio, parassitariamente dal punto di vista igienico-sanitario. I consigli che diamo noi è quello di lavare bene i prodotti ortofrutticoli, anche se è vero che i trattamenti antiparassitari che vengono messi sono diminuiti, per fortuna, insomma non ci sono altre modalità e ci sono molti più controlli e anche elementi premianti per coloro i quali non utilizzano antiparassitari, ovviamente, no? Però io volevo aggiungere una cosa prima. Noi posso interrompere, Rigogon, perché la regia ci chiama alla pubblicità. Allora, linea alla regia, pubblicità per qualche istante, subito dopo continueremo a parlare di qualità dell'agroalimentare. A tra poco. Rieccoci in diretta con ore 13, argomento della puntata di oggi, il settore agroalimentare, la qualità e la sicurezza. Prima della pubblicità, Rigogon, stavamo parlando di etichettatura e di certificazione dei prodotti. Sì, io ho un mio teorema che poi sarà che sballato, però l'esperienza mi ha insegnato un po' di robe, che una certificazione fatta bene per me vale di più di una etichettatura a volte approssimata che serve poco al consumatore. Il vero problema è quello di trasferire questi elementi direttamente al consumatore, questo è il punto. Noi abbiamo un ente certificatore nel Veneto che è, come dire, a livello mondiale, direi, perché tratta i prodotti e li certifica per tutto il mondo, ed è un centro di eccellenza che ha cura, capacità, competenze tecnici di altissimo livello e che viene ancora, secondo me, utilizzato poco nell'agroalimentare, ed era nato per quello, perché è dentro al meccanismo di Veneto Agricoltura. Quindi questo è uno dei punti fondamentali da sviluppare. Allora, un'etichettatura che diventi e sia più semplice, dia informazioni essenziali e che come dire, sulla capacità calorica ci si può anche, ma da dove proviene questo prodotto? Da dove più o meno là. Ma questo vale non per i prodotti già confezionati, su cui l'etichettatura è anche abbastanza, come dire, precisa ed è stata anche ben normata dal legislatore. Io sto pensando a tutti i prodotti che vengono venduti sfusi. Parlavamo prima del pesce? Avete trovato dove c'è il polipo, dove è stato pescato? Ditemi una pescheria che esemplifica e dovrebbe essere nell'etichetta di presentazione di questo prodotto, da dove viene almeno. Quando lava bene scrivono Oceano Atlantico zona 4,
tu devi andare a sapere dove è la zona 4 sull'Atlantico, cioè, è un po' complicato per la signora che deve comprare un polipo, una piovra. È soprattutto un problema di comunicazione. Sì. Formazione, informazione e comunicazione, questi sono come dire, una sorta di trilogia dove tutti dovrebbero impegnarsi, le imprese produttrici, le associazioni di rappresentanza e il consumatore. Certo. Lovato, da imprenditore, quindi ovviamente voi avete molta attenzione a questo tema, e come fate a comunicarlo al consumatore? Uno dei nostri problemi, perché anche noi abbiamo i nostri problemi come piccola azienda, è la comunicazione. Logicamente le grosse aziende sono più agevolate perché hanno più fondi per la comunicazione e quindi la vendita diventa, fra virgolette, un po' più facile per loro. Noi piccoli l'unica salvezza è la qualità, scrivere bene sulle etichette quello che si può scrivere, cioè la verità, da dove arriva il prodotto, e poi giocare il rapporto, meglio che si può, il rapporto qualità-prezzo. Poi c'è un altro problema alla fonte, che una volta prodotto il formaggio dobbiamo, siccome è deperibile, spesso è deperibile tipo stracchino e casatella, dobbiamo venderlo in maniera dignitosa. Ci presentiamo davanti al casoin, al negozio specializzato, alla grossa distribuzione, e qui sorgono i problemi. Sorgono i problemi perché prima cosa ti domandano il prezzo, prima quello di vedere il prodotto. E questo è un problema da affrontare perché è la base di tutto, perché il commercio si fa se vendi il prodotto, una volta che l'hai prodotto devi venderlo e avere un po' di margine. Quindi, come vi diceva lei, il nostro problema è la comunicazione e cercare prossimamente di farci conoscere anche un po' fuori dalla filiera, cioè cosa vuol dire vendere bene nelle nostre zone e cercare di farci conoscere magari anche in altre parti d'Italia, perché tante volte sei più apprezzato un po' fuori di casa tua, perché un po' come novità, un po' siamo degli esterofili noi. Sì, dobbiamo ammetterlo, anche noi piccoli a volte abbiamo più soddisfazione a vendere un formaggio nostro a Milano che qua in zona. Sono convinto. Questo bisogna dire la verità, avere il coraggio di dirla, perché qui c'è la guerra del prezzo. È un peccato dirlo, ma bisogna essere sinceri fino in fondo, insomma. E questo anche è un aspetto effettivamente reale. Allora, abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Nadia da Treviso. Buongiorno Nadia, prego. Buongiorno, io volevo chiedere ai signori, in un negozio ho visto qua in zona che praticamente avevano il radicchio tardivo di Treviso a 1,49 €, ma quei contadini che l'hanno impiantato, cioè seminato, messo in bianca, cosa gli avranno dato per venderla a 1,49 €? Esatto, signora, lei pone un po' il dito nella piaga, peraltro un prodotto d'eccellenza del nostro territorio che richiede anche una grandissima lavorazione. Il quindi radicchio di Treviso costa mediamente, a fine prodotto nel cortile, diciamo, dell'azienda agricola costa attorno ai 2 €, dipende un po' da come è strutturata l'azienda, ma diciamo almeno 1,80 € si va a 2,20 €. All'agricoltore gli Diciamo costa che questo è il 1,80 €, 2 costo di produzione tra la preparazione dei terreni, la semina, l'irrigazione, la raccolta, l'imbiancatura e poi la lavorazione successiva, quindi andiamo a 2 €. Che è molto complessa e molto lunga. No, è una lavorazione, tanto è fatta tutta a mano, non è che ci siano, al di là della raccolta adesso che fanno con la macchina, però comunque nel processo produttivo il 90% c'è la mano del contadino e dell'uomo, per cui è un costo, diciamo, reale. La realtà è che quest'anno, per esempio, passato il periodo natalizio, il radicchio di Treviso è arrivato a 70-80 centesimi, cioè ha senso continuare a lavorare in questa maniera. C'è da fare anche un altro discorso però. Il radicchio di Treviso, forse, che in rapporto a livello di, parliamo di radicchio di Treviso, visto che siamo anche in zona, che in rapporto è anche una zona di produzione relativamente limitata, continua però a vendere il proprio prodotto a Treviso, a Mestre e a Padova per l'80-90%. Sì. Se vogliamo uscire da questa impasse del prezzo, dobbiamo andare a sondare con il radicchio mercati diversi. Cioè, noi abbiamo un'azienda che fa produzione del radicchio di Treviso che manda il prodotto in Giappone e America anche. Lo manda in Giappone e il contratto di quest'anno non mi ricordo se è 6 € a chilo o 6,50 € a chilo, partenza.
In Giappone arriva la pedana con i 4-5 quintali di radicchio, viene lavorato tutto un'altra volta, viene insacchettato pianta per pianta e viene venduto a 12-13 euro la pianta. La pianta, sì. Quindi la pianta fa duetti e mezzo. Insomma, esatto, per cui è ovvio che tra il prezzo di vendita in Italia e il prezzo di vendita in Giappone è un caso eclatante. Margine in mezzo per poter mandare merce non solo in Giappone piuttosto che in America, ma basta mandarlo a Milano, basta mandarlo a Roma, ce n'è margine, quindi bisogna che anche gli agricoltori facciano un po' mente locale su quello che stanno facendo. Non si può pensare... Forse c'è stata anche una grandissima, come si dice, un allargamento della produzione, no? Una volta erano in pochi a fare il radicchio, adesso tutti fanno radicchio. Insomma, abbastanza gente si è messa a fare il radicchio di Treviso, per carità, ma è normale perché se il mercato richiede, però la realtà è che tu se produci di più devi cercare anche mercati che assorbano il prodotto in più, altrimenti se aumenti solo l'offerta e non aumenti la domanda, il prezzo il risultato è questo. A produrre radicchio e produrre prosecco, anche perché con latte è una disperazione, sono 20 anni abbondanti di questi poveri contadini, hanno sempre lo stesso prezzo, il formaggio ha sempre lo stesso prezzo e quindi uno cos'è che fa? Cambia, modifica. Ovvio che se ci sono più prodotti che hanno un guadagno si diversifica però, di più. Tornando al discorso di prima, se in Italia abbiamo carenza del 50% della produzione ci sarà un motivo, quindi è il governo che deve aiutare questi contadini, questi piccoli caseifici, altrimenti quale sarà il trend? Tra qualche anno, speriamo che non succeda, tutto sparisce. Perché il trend è assolutamente negativo. Ne sono sparite già molte. E ne restano pochi. Veramente tante. Quindi, non avendo i margini, alla fine l'azienda chiude, l'agricoltore diciamo, ha la sfortuna da un lato che adesso che siamo a marzo-aprile non può pensare e dire beh, siccome l'anno scorso mi è andato male quest'anno aspetto a vedere cosa fa, no, perché se devo fare un prodotto che sarà pronto fra 2 mesi, 3 mesi o 4, io lo devo seminare adesso, lo devo preparare adesso, per cui comunque io lavoro in anticipo rispetto a quella che poi potrebbe essere diciamo, l'aspettativa di reddito o la realtà del reddito. A fine anno di solito a San Martino una volta si facevano i conti, si diceva mi è rimasto qualcosa, non mi è rimasto niente. Ultimamente gli anni in cui rimane molto poco o addirittura niente o addirittura si va a perdere sono troppi, per cui difatti negli ultimi anni moltissime aziende hanno chiuso. Aziende del latte in particolare, della carne, sicuramente sono state decimate, ma anche aziende di altro tipo. Però la realtà è che da un lato è mancata sicuramente a livello nazionale una programmazione sull'agricoltura, non tanto su un prodotto o su un altro, ma capire dove si vuole andare, che ne so, col latte, lo facciamo, non lo facciamo in una maniera. Ci si è fermati perché anche qua qualche responsabilità c'è e non solo del governo, no? Ma la guerra del latte ce la siamo dimenticata perché poi l'abbiamo... La guerra del latte, poi c'è la base... 20 anni fa la guerra del vino, abbiamo perso allora, dalla sera alla mattina invece che belligerare faremo meglio a pensare un po' di più invece che belligerare. Una cosa sul radicchio, ma anche sul pane, noi importiamo pane fresco dalla Romania, importiamo radicchio di Treviso dalla Romania. Quindi anche su questi aspetti, no, di verifica, allora i nostri agricoltori sono bravi a fare i prodotti, valgono zero nella commercializzazione. Questo è il nostro dramma. Questo è il punto. A differenza dei francesi che sono degli esperti nel marketing. Sono bravissimi da questo punto di vista. Non abbiamo ancora fatto il salto di sia formaggi che vino molto peggiori dei nostri, ma tranquillamente io non ho nulla contro i transalpini, ma quindi insomma la capacità di vendere il proprio prodotto, di saperlo commercializzare, di saper informare i consumatori diventa fondamentale. Guardare un po' più in là del proprio orto, del proprio campo, perché se non si fa questo è chiaro che succede quello che sta succedendo. Cioè, gli agricoltori bravissimi a fare il loro mestiere. In parte è colpa anche degli agricoltori. Sì, certo, io sono quello che compete all'agricoltore. Quindi mea culpa allora. No, non è una questione di mea culpa. Io non sono il tipo sicuramente che difende a spada tratta solo per difendere, solo per tutto preso. Io lo dico spesso quando faccio le riunioni con i miei che quello che compete a noi lo dobbiamo fare noi.
non ci sono dubbi, cioè se io mi devo mettere insieme con altre aziende per avere, che ne so, una certa quantità di prodotto per mandare a Milano piuttosto che a Padova, devo arrivare, proprio dal punto di vista culturale ma anche diciamo di intelligenza, devo vedere che l'unione con altre aziende mi dà la possibilità di superare l'impasse della produzione, dei costi e anche del prezzo poi. Soprattutto la produzione, no? I macchinari anche per tirare su da terra il radicchio. Cioè, ma è possibile che uno con 3 ettari abbia fatto un investimento di centinaia di migliaia di euro per 2 ettari? È una follia, quando quello vicino ha la tua stessa caratteristica aziendale e ha altrettanto una macchina identica. È una roba che non riusciamo a gestire e quindi è colpa e responsabilità anche nostra. Come italiani siamo campanilisti, in Veneto lo siamo ancora di più. C'è un altro problema, scusi, che noi caseifici piccoli dobbiamo scontrarci ogni giorno con le multinazionali. E questa è una cosa veramente difficile. E qui si apre una parentesi. Sì, perché la guerra dei prezzi è una guerra che ti annulla. Ma i prodotti di nicchia, nel nostro territorio, per rimanere qui, è esplosa con l'apertura di tutti questi questa grandissima quantità di supermercati di grande distribuzione che si fanno la guerra uno con l'altro, e quindi ovviamente la battaglia dei prezzi. Ne parliamo tra pochissimo. Pubblicità ancora, tra poco. Io ho avuto modo di andare. Certo. Ore 13, eccoci di nuovo in studio, in diretta per parlare di sicurezza del settore agroalimentare, di qualità. Stavamo parlando di campanilismo anche del nostro territorio, no? nelle produzioni, che molto spesso come dire, ostacola, no? Quaggio, quella che è poi la crescita delle imprese, delle aziende. Che cosa è cambiato? Sicuramente la difficoltà che ha l'Italia in generale, ma secondo me il Veneto in particolare, nel coordinare, diciamo, varie imprese che hanno lo stesso prodotto, nel mettere assieme il prodotto, nel commercializzare assieme e quindi diventare, rispetto al mercato, sicuramente più forti e avere quindi la possibilità di avere un reddito, è una delle più grosse difficoltà che ha il Veneto, che ha. Io vedo le mie aziende, molto spesso quando si parlano di certi argomenti spesso ti dico ma non si può fare, cioè piuttosto di affrontare il problema, di vedere se si può in qualche maniera arrivare da qualche parte, già vengono a brontolare perché non funziona, però nel momento in cui gli prospetti, diciamo, una soluzione, che non è detto che sia la soluzione, ma una soluzione che può essere anche discutibile, che può essere anche variata, già prima ancora di discutere ti dicono non si può fare. Questo è abbastanza grave per quello che riguarda le nostre produzioni, per cui sicuramente dal nostro punto di vista, proprio come agricoltori, migliorare la capacità commerciale, quindi incamerare, diciamo, tutte quelle che sono le possibilità per aumentare eventualmente il reddito diventa indispensabile. Ecco, quindi insomma l'importanza, diciamo, dell'educazione di cui si parlava prima, non solo per il consumatore ma anche per gli imprenditori, no, Lovato? Certo, io vedo che già le nuove famiglie, le mamme più giovani sono già interessate all'etichetta, sì. Poi se c'è la certificazione ben venga, però sta già cambiando qualcosa finalmente, ci vorranno degli anni, però siamo sulla strada buona. L'importante è non guardare solamente il prezzo, ma secondo me, se posso permettere la mia opinione, fare un rapporto qualità-prezzo, insisto, sul prodotto che devi comprare. Perché se guardi solo il prezzo, noi piccoli di filiera siamo tutti, penso, perdenti o quasi, oppure abbiamo poco futuro. Quindi c'è un gioco di tante cose messe assieme che può salvare la situazione dei prossimi anni, altrimenti, non per essere pessimista ma per essere reale, chiuderanno veramente gli ultimi contadini che restano, produttori di latte e tanti altri caseifici grandi come me, insomma. Perché? Perché non c'è la base per poter affrontare il futuro. Cosa vuol dire? Comprare macchinari nuovi, far controlli. I controlli, si parla di qualche milionata di euro all'anno, cioè spendere su un caseificio piccolo 3-4 mila euro di controlli sanitari è normale, non è una cifra indifferente, quindi devi avere un minimo di produzione, un minimo di smercio, quindi sono dei costi fissi che non ti puoi dire li faccio domani, li faccio il prossimo mese, sono obbligatori per legge e devi metterli in pratica, in sostanza, devi essere serio anche, ripeto, per rispetto del consumatore.
E questo sicuramente è fondamentale, ma Rigobon, la signora Maria che va a fare la spesa, per essere proprio semplici, come fa a capire, come fa a riconoscere la qualità di quello che sta per comprare e per portare a casa poi? Vale una regola aurea in questo caso, quello della fiducia che ha laddove acquista quel prodotto. Magari perché lo acquista da anni, eccetera. Non c'è una ricetta magica per cui si guarda, cioè si deve avere attenzione, ripeto, a avere quelle conoscenze magari anche elementari in modo da poter scegliere, insomma, no? Io ricordo i nonni, no? Quando andavi a acquistare il pesce, prima l'occhio, poi se il tatto è elastico oppure no. Vale per quasi tutti i prodotti, vale per quasi tutti i prodotti, come dire, il tatto, la vista, eccetera, che si impara un po' per esperienza se non c'è un supporto diverso che quello della conoscenza di che cosa stiamo acquistando. Quindi valgono tutta una serie di regole, la prima fra tutte quella della formazione e informazione, che è l'insieme di tutta un come dire, agglomerato di soggetti che devono portare il loro contributo per far sì che questa cosa avvenga. E non è vero che abbiamo tanto tempo, se vogliamo, come dire, far vivere le nostre imprese dobbiamo fare alla svelta, perché altri faranno più veloci di noi, e quindi questo è il punto. E questa è forse la vera sfida anche del futuro che attende esatto, tutte le nostre se c'è il riconoscimento, e non è da oggi che gli agricoltori sanno, no? Che non sanno commercializzare perché magari nessuno gliel'ha mai insegnato, e là bisogna puntare. Scusi, commercializzare non è facile. Oggi il latte, se compro latte estero oggi costa 20% in meno del mio latte. Lo so bene. E quindi come facciamo a vendere quel 20% in meno di costo base? Bisogna far capire che l'eventuale costo in più è legato alla qualità del prodotto, e questo bisogna insegnarlo al consumatore, perché se il consumatore si ferma al prezzo, se io mi fermo che solo al prezzo, vi dico mette. 90% della grande distribuzione, l'avete detto voi, non ho scoperto nulla, dice: quant'è che mi fai il radicchio di Treviso, sì, quant'è certo. che mi fai Certo. il formaggio grana o la casatella, e qui parti da là. Sì. Bisogna avere il coraggio di dire la cosa fino in fondo. Bisogna, invece quindi c'è anche una sorta di ricatto, qualche possiamo cosa dire, nei confronti delle aziende, per esempio, le piccole, chi dice che il chilometro zero non ha funzionato, io sono esattamente di parere opposto. Ha funzionato, e come? Ed è partito dai farmers market, laddove poi è capitato a me, perché facciamo anche noi insieme agli agricoltori i banchetti e diamo informazioni anche noi quando ci sono queste occasioni. Cioè, la cipolla di Tropea veniva venduta come tale, l'aveva presa il negozio prima, un'ora prima, attenzione anche a queste cose qua. I vigili, che conoscevano comunque i soggetti, gli hanno fatto chiudere il banchetto e l'hanno mandato via. Veramente incommiabile anche questo coraggio che hanno avuto. E allora ci sono tutta una serie di azioni, ripeto, che devono non solo continuare perché già sono in campo, ma devono essere intensificate, ma per tutti i soggetti, da chi produce a chi consuma. Non è nessuno escluso e nessuno è colpevole, e quindi questo non va bene. Dobbiamo insieme, perché non facciamo con gli agricoltori una campagna di informazione su alcuni prodotti, per esempio latteero, caseari, ecco, eccetera, qui vi incontrate e quindi ecco, purtroppo non abbiamo più tempo, Rigobon, siamo in sigla. Sicuramente sono tutti aspetti molto importanti e che meritano di essere approfonditi, anche perché è una delle questioni tramite tra il consumatore e il produttore, facciamo la garanzia del prodotto. Purtroppo la grande distribuzione ha un po' appiattito questo settore, quindi è solo vendita, e si è perso invece il senso di portare nel negozio
un prodotto di un certo tipo, ed è quello che probabilmente i consumatori chiedono anche a gran voce adesso, a maggior ragione assolutamente, in questo momento. Allora, io devo chiudere, grazie a voi per essere stati qui con noi, grazie a Paolo Quaggio della CIA, grazie a Filippo Lovato, grazie a Walter Rigobone e naturalmente grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ore 13 torna come sempre domani. Arrivederci.